Sembrano lontano ricordo le 2 sconfitte consecutive con Real Fieschi e Rossi Ionese, perché recuperati, squalificati e infortunati il Mignanego è tornato a volare già sabato scorso andando a espugnare il Daneri. Discorso a parte merita la Ronchese, che dietro la capolista è la squadra più costante del girone con 5 vittorie casalinghe e 3 esterne. Mignanego-Ronchese è proprio il big match che la prima categoria girone B fa trovare sotto l'albero per salutare questa prima parte di stagione del 2015 nel migliore dei modi. Secondo contro terzi con solo 3 lunghezze di distanza e formazione tipo per i mister Vacca e Amarotti, con rossoblu ospiti che schierano dal primo minuto l'ultimo arrivato Davide Rogerone. Ad illuminare il grigio pomeriggio del Negrotto la parabola al 12° di un brunelleschiano De Vecchi. Da Novaro schiaccia di testa, ma a negare l'1-0 c'è già Norzo. Decisiva questa parata addirittura miracolosa, quella del 25°, sempre su Novaro, sempre su colpo di testa, ma con coefficiente di difficoltà decisamente più alto. Sulla respinta lo stesso numero 9 non inquadra lo specchio della porta. Ma la gara è ufficialmente decollata e allora al minuto 34 arriva anche la risposta ospite sugli sviluppi di un corner di cross di Albrio per l'avvitamento di Romeo. Rivera è a dir poco felino, ancora Romeo e Sfera fuori di poco. Un primo tempo che si è acceso, nella seconda metà va in archivio con il giallo del gol annullato a Danovaro per un fallo in attacco dell'Ariete locale. Nella ripresa è sempre Danovaro il protagonista, il numero 9 all'11° ruba palla a Romeo, ultimo uomo, il diagonale col mancino, con Orzo che può solo sperare, termina lato di un non nulla. Il match cala decisamente di spettacolarità, prova a riaccenderla Moro al minuto 71 con questa sassata del limite. Orzo ancora una volta è da applausi, passa un solo minuto però e la Ronchese al primo vero e concreto attacco passa in vantaggio. Albiro da sinistro illumina sul secondo palo per Ingenno, la stoccata del numero 8 forse non bellissima a vedersi, è tremendamente efficace con Sfera in buca d'angolo per l'1-0 ospite, che ha lo stesso effetto della benzina buttata sul fuoco, perché 2 minuti dopo, per questo fallo di Saraco, il Negrotto di Sararicò per 5 interminabili minuti diventa El Paso, Texas, con una maxi rissa da saloon dentro e fuori dal campo, da cui è proprio il capitano locale a farne le spese con il rosso combinato da Vitiello per la reazione del numero 3. Alla ripresa del gioco in un clima di certo non natalizio, il Mignanego getta il cuore oltre l'ostacolo, al primo di recupero il colpo di testa di Alvarado alzato in corner dal man of the match Gian Orzo, e a mettere i titoli di coda all'incontro la conclusione alta sul corner conseguenti di Migiali. Dopo è tempo di festa per la Ronchese. Vince una Ronchese cinica e spietata, che ha sfruttato una delle poche occasioni avute nell'arco dei 90 minuti e si conferma come seconda forza del campionato. Da Simone Maggi gli auguri per un buon Natale e un felice anno nuovo.